detetareu già bilingue denandenaise? Siamo sempre state convinti che avere due lingue in il suo bagaggio culturale è una ricchezza per una persona. Il bilinguisme da piccione dona des facilità al mondo per l'apprendissaggio di una terza, magari di una quarta lingua. Speraco che parleri l'Occitan nisat da naissenza ai miei picciui, mentre la sua madre utilizzava lo francese. D'autant de la sua vita uterina, eri convinto de maniera intuitiva che le fetu non pourriam tirar qualche gagne alla naissenza, e insinda che li parlavi già in lingua. Una prima descoberta venget a furtir la mia idea che le fetu s'accostumano già a una lingua denandenaise. De cercaire inglés descobriram que la babilla dei tetareu era diferente ser un naisut de parents parlant francès, anglès, chinès ou autre. Une émission de France Inter, le téléphone suona, menant net la prova radiofonica due enfants. La babilla est différente segon li lenga. Anche sunt de cercaire canadiens che faguero una descoberta encara mai forta. Si sunt avisat che lo tetareu eran capable de destriar due lengas differenti. Faguero un'esperienza amb due gruppi de bambins. En lo premier, li eran de nouveau-nats che avian audit basta l'inglès en l'utero de la madre. En lo segon, d'autres qui avian audit l'inglès e lo tagalog, una dei lengas parlati ai Filippine. Si so che lo bambino, con rapporto interesse a qualcuno, lo fan sempre un buon riflesso de susada che cresce. La tocca dell'esperienza canadiana è stata di fare audire in alternanza a cadun dei gruppi di tetareu le due lingue. Lo bilancio d'accordo siguet che lo bambino che avevano audito de longa le due lingue in utero facevano pas de differenza d'ascolta, mentre lo bambino familiarizzato basta all'inglese aveva un riflesso de susada mai importante all'ascolta dell'inglese. Per lo cercare, è la prova che alla nascenza lo bambino sabon riconoscere le lingue e hanno meno di difficoltà per l'apprendissaggio, se le due lingue li sono già familiari au moment di nascere. En mai d'accordo, parece che alla nascenza le piccioli possedano un meccanismo per pas fare de confusione tra le due lingue. È pas vero,